Ciao a tutti e bentornati a 5 News, il programma che vi racconta le 5 notizie più cliccate della settimana su qdpnews.it. La quinta notizia più cliccata della settimana parla di furti. La segnalazione arriva dalla pagina Facebook Sorvegliamo Farra di Soligo H24 e racconta del raid che ha colpito 3 abitazioni tra via Chiesuola, via Cavai e via Scandolera. Anche alla numero 4 si parla di furti, in particolare dei nuovi colpi che hanno razziato il centro di Pieve di Soligo tra via Capovilla e via Mussa Alta. La numero 3 invece parla di impresa e arriva da Pieve di Soligo, dove ha sede l'azienda Nova Mobili, che secondo un articolo del Sole 24 Ore risulta essere tra i grandi marchi del Made in Italy più appetibili per gli investitori esteri. Alla numero 2, tra le notizie più lette, troviamo la nota di dissenso espressa dalla giunta di Farra di Soligo durante il consiglio comunale in riferimento ai tragici fatti di Parigi. No alla cittadinanza italiana a chi non conosce la lingua e la Costituzione. La notizia più cliccata della settimana racconta del lutto per la scomparsa di Fabiano Lorenzon, artigiano 46enne di Pieve di Soligo. Fatale per l'uomo un infarto prima di una battuta di caccia.